Noi di Associazione Piazza San Marco siamo preoccupati per il messaggio che si sta dando a tutta la comunità internazionale di una città chiusa, con i suoi musei civici chiusi fino ai primi giorni di aprile. Pensiamo che l'amministrazione con questa scelta stia facendo una scelta assolutamente miope e pericolosa per tutte quelle che saranno le ricadute per l'indotto e le aziende che sul territorio vivono di turismo. Tenere chiusi i musei civici di Venezia va a discapito del tessuto economico cittadino e a danno anche dello Stato, che deve comunque pagare la cassa integrazione. È durissima la presa di posizione dell'Associazione Piazza San Marco, che riunisce anche i commercianti ed esercenti dell'area marciana, ma non tutte le associazioni di categoria legate al turismo sono dello stesso parere. Per l'Associazione Albergatori, ad esempio, la chiusura dei musei è stata inevitabile. Nozze coi fichi secchi non si fanno, se il denaro non esiste, non esiste. Andare a spendere quello che non c'è mi sembra una cosa completamente assurda, principalmente quando i sistemi museali dovrebbero accogliere turisti che di fatto non ci sono. L'area marciana ha pagato un prezzo altissimo alla crisi provocata dal Covid. Le chiusure di attività commerciali in Piazza San Marco sfiorano il 50%. Ci domandiamo se sarà l'amministrazione a farsi il carico di tutte le spese, gli affitti, le tasse, le imposte in questo periodo in cui sostanzialmente ci stanno dicendo che non varrà la pena venire in città. All'Associazione Piazza San Marco invece è piaciuta la proposta del vice sindaco di Venezia Andrea Tomaello, che ha lanciato l'idea di aprire i musei civici perlomeno nei fine settimana. Ma la riuscita di qualsiasi iniziativa, sostengono gli albergatori, deve fare i conti con una città che non è più in grado di reggersi sulle proprie gambe. Ritengo assai difficoltoso che ci fossero veneziani in numero sufficiente da poter garantire l'apertura di Palazzo Ducale, atteso che vogliamo avere una gestione semplicemente non in termini speculativi, ma che non generi perdite.